Ben ritrovati a Il Veneto per il Sociale. Oggi abbiamo qui con noi Mariangela Zanni del Centro Veneto Progetti Donna. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Intanto presentiamo questa importante realtà. Sì, il Centro Veneto Progetti Donna è un'associazione di volontariato ed è un luogo di donne per le donne che accoglie donne e con figli minori o senza che si trovano in situazioni di violenza perpetrata per la maggior parte dei casi da un compagno o un ex. Forniamo un supporto psicologico, legale, accompagnamento ai servizi del territorio e accoglienza anche nelle strutture protette quando i casi richiedano una struttura appunto dove le donne possono trovare protezione da un rischio per la loro incolumità. Penso che sia importante dare dei numeri della vostra attività, che è iniziata nel 1990. Sì, noi nel tutto il territorio di Padova abbiamo 5 centri antiviolenza, 8 sportelli e 7 case rifugio, quindi strutture protette, e accogliamo ogni anno più di 1000 donne. Sono state 1358 l'anno scorso e ad agosto di quest'anno siamo già a 1000. Da quando siamo nate nel 1990 sono più di 13.000 le donne che si sono rivolte al nostro centro e che hanno iniziato un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Numeri importanti che fanno riflettere su questa piaga che ormai è all'ordine del giorno. E voi per questo siete diventati non solo ente di riferimento provinciale con un numero verde, ma anche ente di riferimento per il numero nazionale, il 1522. Sì, da anni gestiamo un numero verde dal 2013 che è attivo per tutto il territorio della provincia, un numero gratuito 881 46 81, a cui le donne fanno riferimento ed è diventato sempre di più un punto di ascolto per le donne e un punto di riferimento per anche tutti gli interlocutori che nel territorio si occupano di violenza. Da giugno di quest'anno gestiamo il numero verde nazionale di pubblica utilità 1522, è un numero del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che copre appunto tutto il territorio italiano e fornisce delle prime informazioni non solo alle donne che si trovano in situazioni di violenza, ma anche a tutte le persone che hanno bisogno di avere una consulenza, una prima consulenza e un invio poi ai centri antiviolenza in tutto il territorio italiano. Ecco, è importante dire che chi risponde sono volontari formati che sanno come gestire sia la privacy che le situazioni a rischio. Sì, tutte le operatrici che lavorano sia al centro antiviolenza che al 1522 sono donne prima di tutto e sono formate proprio nell'ascoltare le richieste di aiuto e nel fornire il supporto e il sostegno necessario in questi casi, e sono operatrici che hanno una forte esperienza proprio di accoglienza all'interno del centro antiviolenza. Ricordiamo anche il numero provinciale, abbiamo detto che quello nazionale è il 1522, gratuito, quello provinciale. E il numero provinciale è sempre gratuito 881 46 81. Altro tema scottante e drammatico sono i 2000 minori che sono vittime di questa violenza. Sì, sono i cosiddetti orfani speciali, orfani di femminicidio, quindi tutti quei bambini, ragazzi e ragazze che perdono la madre proprio a causa della violenza del padre. Da 4 anni, anche nel nostro territorio Veneto e in 5 regioni del nord-est, stiamo portando avanti un progetto proprio per sostenere i bisogni di questi ragazzi e ragazze, di questi bambini, e fornire loro non solo supporto emotivo, psicologico e legale, ma anche supporto materiale, quindi offrendo la possibilità, per esempio, di intraprendere un corso di studi o di venire inseriti in un contesto lavorativo. Parliamo di ragazzi e ragazze che perdono la mamma quando sono molto piccoli o comunque in età dell'adolescenza e che per tutta la vita dovranno convivere con questo trauma. Bisogna cambiare la cultura e voi cominciate dalle scuole con un progetto dedicato a tutti gli studenti.
Sì, siamo presenti quest'anno con un progetto innovativo voluto proprio dal tavolo provinciale di contrasto alla violenza sulle donne che prevede che saremo presenti in tutta la provincia in almeno un istituto di elementari e medie, portando appunto i nostri percorsi di rispetto e di contrasto alla violenza. Ecco, io ho detto studenti, era più opportuno dire studenti e studentesse perché anche per le donne va cambiato il tipo di approccio alla relazione. Sì, sicuramente una consapevolizzazione sia da parte del mondo delle donne, del femminile, ma una presa di posizione anche da parte maschile e un cambiamento soprattutto del maschile. Ecco, per tutte le informazioni il sito è centrodonnapadova.it. Grazie alla nostra ospite Mariangela Zanni, presidente di Centro Veneto Progetti Donna, di essere stata con noi. Grazie. Grazie anche a voi di essere stati con noi, l'appuntamento è per la prossima puntata, diamo la linea alla redazione.